Dopo 22 anni è stata una bella sfida e siamo arrivati a un trasferimento dei quasi 52 ettari del comune, 513.768 metri quadri. Oggi abbiamo un'area che ci verrà poi volturata in sede notarile entro il 30 di novembre. Diciamo che da qui non si torna più indietro, quindi adesso c'è la certezza di avere l'area, bisogna realizzare l'ospedale. Tempi. Flor mi dice che 8 anni e mezzo si dovrebbe avere la struttura realizzata. Un documento storico per una struttura di livello internazionale che può ridisegnare la logistica sanitaria di tutto il Veneto. Non c'è retorica nelle parole del presidente Zaia, ma la consapevolezza che la sottoscrizione a Palazzo Balbi, sede della giunta regionale a Venezia, dell'accordo per la realizzazione del nuovo polo della salute padovano è un passaggio fondamentale per un'opera attesa da anni, un atto che sancisce anche la vittoria della nostra emittente sulla lunga vicenda del nuovo ospedale, dando sempre voce ai cittadini che chiedevano risposte concrete in una situazione che appariva bloccata. Oggi invece si dà di fatto il via ad un'operazione da 600 milioni di euro. Nell'accordo si fa riferimento a un ruolo di advisor che dovrà avere l'ufficio regionale rispetto alla modalità di finanziamento, che sarà sicuramente parte di finanziamento proprio e parte di risorse che andremo a trovare sul mercato, fondi BEI, della Banca Europea degli Investimenti, che potrebbe essere la Cassa Depositi e Prestiti, ma non escludo a priori, anzi direi che a priori dovrebbe esserci il finanziamento in base all'articolo 20, che è un finanziamento del governo. Incalcia il documento che pone le basi per passare alla fase progettuale e quindi realizzativa del nuovo ospedale di Padova, le firme del presidente della regione Luca Zaia, del sindaco di Padova Sergio Giordani, del presidente della provincia Soranzo, del rettore dell'università Rosario Rizzuto e del direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Luciano Flor. Sul prossimo passo Zaia è risoluto. Correre, fare le carte, correre, perché dopo 22 anni oggi abbiamo la certezza che c'è un'area di quasi 52 ettari dedicata al nuovo policlinico universitario.